Oggi vi portiamo nella vicina Slovenia e più precisamente a Caporetto, famosa per lo scontro combattuto sul fronte italiano della Prima Guerra Mondiale, tra le forze congiunte degli eserciti austro-ungarico e tedesco contro il Regio Esercito Italiano. Visiteremo il Sacrario di Sant'Antonio, un ossario militare italiano che ospita le spoglie di 7014 italiani caduti durante la Prima Guerra Mondiale.